questa proprio l'ora del giovedì della parola. Stamattina vediamo che anche la nostra scuola è immersa un po' nella nebbia autunnale, ma noi vogliamo lasciar rischiarare la nebbia che magari portiamo dentro perché siamo pieni di sonno o per qualche altra ragione dalla parola di Dio che ci è stata consegnata domenica scorsa. Domenica, per chi è stato a messa se lo ricorderà, è stata proclamata la parabola dei talenti e viene immediatamente normale pensare che siamo noi quei servi ai quali il padrone, il Signore, ha consegnato tanti talenti, dalla nostra intelligenza a tutte le possibilità relazionali che abbiamo, la nostra famiglia, i nostri amici, le nostre capacità, la nostra possibilità di metterci in relazione con gli altri e in relazione con Dio. Vi ricorderete che nella parabola ci sono due servi che hanno ricevuto tantissimi talenti, vuol dire un'enormità di risorse, che li impiegano nel modo corretto, cercando di portare frutto per loro e per gli altri e soprattutto per il loro padrone. E invece un servo un po' egoista e ripiegato su se stesso che preferisce mettere il talento sottoterra perché non glielo portino via, tenerlo tutto per sé, non metterlo a frutto. Immediatamente, leggendo questa parabola, mi è tornata in mente la figura del beato Pier Giorgio Frassati che ci sta accompagnando in questo mese di novembre. Pier Giorgio ha avuto tantissimi talenti. Pensate, è nato in una famiglia ricchissima, era un ragazzo molto intelligente, ben voluto da tutti, un bel ragazzo amatissimo dalle sue compagne di scuola e di università. Aveva una spiritualità meravigliosa, sapeva dialogare con tutti. Ecco, qual è stata la grandezza di Pier Giorgio? È stata quella di aver moltiplicato i talenti che ha ricevuto. Come? Donandoli agli altri, mettendoli a disposizione soprattutto delle persone più povere. Mi ha sempre colpito molto quello che Pier Giorgio racconta in una lettera scritta a sua sorella. Confida alla sua sorella, che ha amato tantissimo, di sentire dentro di lui il desiderio di diventare prete, ma di aver rinunciato al servizio come presbitero, come sacerdote, per poter lavorare in mezzo agli operai e ai poveri della sua città. La cosa che sentiva più grande, lui l'ha utilizzata, ha fatto in modo che venisse spesa per gli altri e ha vissuto il suo sacerdozio, tra virgolette, mettendo a disposizione tutto se stesso per i poveri della città di Torino. Tanto che è proprio in mezzo ai poveri che ha contratto poi quella malattia che lo porterà giovanissimo in modo repentino alla morte. E il giorno del funerale di Pier Giorgio accorsero decine di migliaia di torinesi intorno alla chiesa dove venivano celebrati e i suoi genitori, quando videro quella folla immensa, capirono che quel loro figlio, che sembrava aver tradito le loro aspettative perché invece di laurearsi in legge, di diventare un diplomatico e un politico come suo papà, aveva studiato l'umile allora materia dell'ingegneria per poter lavorare in mezzo agli operai e ai minatori, aveva in realtà conquistato il mondo. È un esempio molto concreto di che cosa vuol dire vivere il Vangelo. Allora chiedo anche a te, quali sono i talenti che hai ricevuto? E poi, come li spendi per gli altri? Buona settimana a tutti voi. Fate tesoro della parola che Gesù ci consegna e fate in modo che non ci sia nebbia dentro di voi. Alla settimana prossima.